Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati all'appuntamento live con friulitv.net, aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Nella serata del 4 agosto scorso la Polizia di Stato di Gorizia ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un rumeno GS di classe 1985 mentre cercava di lasciare il territorio nazionale. L'uomo viaggiava a bordo di un veicolo con targa rumena assieme a 5 connazionali percorrendo la A34 verso il confine italo-sloveno. Fermato dal personale della Polizia di Frontiera Terrestre di Gorizia nei pressi del casello di Villesse, è emerso nel corso delle procedure di identificazione che l'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Torino nel gennaio di quest'anno. Lo stesso dovrà scontare 3 anni, 6 mesi e 5 giorni e 1.000 euro di multa come cumulo di pene per diversi reati contro il patrimonio commessi nel 2013 in poi. Accompagnato negli uffici di polizia, dopo le formalità di rito, il 36enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Udine a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cambiamo argomento e parliamo di economia. A sinistra il simbolo di Union Camere, cioè un cerchio formato da C intrecciate di colore azzurro per rendere immediata l'appartenenza al sistema camerale nazionale. Al centro un simbolo originale e proprio che diventa emblema dell'accorporamento venuto tra le due camere di Udine e Pordenone. Un ponte con 2 pilastri in evidenza e il fiume, in un design essenziale e immediato studiato da IPEM. Gli elementi che uniscono le due ex province. Il colore è il rosso, il richiamo dei precedenti loghi delle 2 camere di commercio territoriali. Ecco il nuovo logo della Camera di Commercio Pordenone-Udine, discusso, concordato e promosso all'interno della Giunta e appena varato dal Consiglio camerale. Ora andiamo a Monfalcone. È stato installato il primo defibrillatore semiautomatico nei pressi di Marina Iulia a Monfalcone, uno strumento importantissimo che può potenzialmente salvare la vita di una persona. Entro fine mese, grazie al contributo della Cassa di risparmio di Gorizia, verranno posizionati altri 3 defibrillatori in Piazza della Repubblica, in via Romana e in via Pisani. In sinergia con questa azione di posizionamento, il sindaco Anna Maria Cisinta ha intenzione di far partire a settembre dei corsi appositi per apprendere l'utilizzo di tali defibrillatori in caso di necessità ed emergenza. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash live del pomeriggio. Vi diamo appuntamento più tardi per un'altra edizione. Chiaramente le altre notizie sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per l'ascolto e buona giornata a tutti. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, colio e quei. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.